penso lui che mi disse, però diciamo che la telefonata non era, la telefonata non era che c'è stato un passaggio direttamente, la telefonata sicuramente era in viva voce, quindi parlò quest'uomo e disse tu puoi denunciare quello che ti pare ma devi portare i soldi, questo è stato il concetto, altrimenti veniamo a casa tua. Perché dice, la frase che lei ha dichiarato all'epoca è che quest'uomo le avrebbe detto, sì. Che fai, ti nascondi? Guarda che i soldi li devi dare, altrimenti ti veniamo a prendere. Andiamo a prendere. Conferma? A casa di tua madre. Ma lei era in ritardo di quanto tempo? Un mese. Un mese? Perché... No, i pochi giorni del mese, sono stati 10 giorni. Che dice, ciò accadde perché ero in ritardo di un paio di giorni nel pagamento della rata. Sì. E per tale ragione avevo staccato il telefono. Sì. Per qualche ora. Quindi scusi, erano 2 giorni, erano in ritardo di 2 giorni. Sì, 2 giorni. E aveva staccato il telefono. Sì. Conferma quindi questa dichiarazione, quindi non 10 sì, aveva staccato il telefono per qualche ora. Senta, ma lei ha detto che poi a questo punto lei non ne poteva più, ha detto io presento una denuncia. Sì. Poi si è consigliato, ha detto anche con sua madre e adesso ci arriviamo. Ma lei ha detto a Noemi sono stanco, li denuncio? E Noemi le ha riportato, diciamo, che lei sappia questo suo messaggio, l'ha riportato di Casa Monica, ha avuto un riscontro, le ha detto questo. Allora io so che io quando ho detto, vabbè io l'ho detto anche in quella telefonata che l'avrei denunciati Casa Monica e lei mi ha detto sì va bene, però loro non gli frega niente, devi portare i soldi. Poi c'è stata da parte di Noemi a dissuadermi da fare una denuncia. Aspetti, non abbiamo capito una parte. Da parte di Noemi c'è stata una volontà di dissuadermi dal fare una denuncia. Noemi la voleva dissuadere da che... Sì, ma perché aveva paura anche lei. Anche lei viveva nella paura. Ecco, e come ha cercato di dissuaderla? Cosa le ha detto? Dicendo troviamo i soldi ma non denunciare, cerchiamo, poi ci porti problemi anche a lei, io l'avrei portato problemi anche a lei. Ma le disse che non avrebbe risolto il problema presentando... Certo. E cosa le disse esattamente? Che era uguale, che era comunque, l'avrei aggravato il problema. E quindi aggravando il problema cosa sarebbe successo? Che avrei avuto delle ripercussioni. Di che tipo? Fisiche, che mi avrebbero fatto male. Ma dopo che quello le dice guarda che ti veniamo a prendere, Noemi dopo, successivamente, parlando sempre di questo aspetto, sì. Le dice qualcosa al riguardo? Le dice che qualcuno la stava cercando? A me? Sì. Cioè? Che mi stavano cercando i fratelli. Poi parlando al telefono ci sono state conversazioni che penso che avete, che erano comunque sul tenore della paura, cioè chi mi sta cercando, io non neanche me le ricordo tanti passaggi, ormai... Che lei dice, Noemi mi disse che stavo seriamente rischiando ripercussioni fisiche e che i fratelli di Massimiliano e il padre, sì. Che si chiamava, lei sa come si chiamava? Guerrino, avevano intenzione di venirmi a prendere a casa. A casa, sì. A questo punto lei ha parlato con sua madre? Sì. Si è sfogato con sua madre? No, io sono andato giù dicendo io sto andando a denunciare, quindi prendiamo delle precauzioni, io me ne vado, denuncio. Quindi ho cercato di mettere tutti a conoscenza della decisione e di far partecipare anche a loro nella denuncia, per la tutela loro, ecco questo. Quindi lei dice ho intenzione di denunciare, però poi non denuncia, anzi poi vedremo cosa fa. Cioè com'è che poi non denuncia? Lei ha detto parlando con chi mi sta vicino, poi abbiamo capito che è sua madre, cioè ha raccontato tutto a sua madre? Certo. No, ho raccontato a mia madre, sì, non so se già lo sapeva in anticipo, cioè, mia madre già viveva quella situazione, diciamo, aveva capito che c'erano delle problematiche. Perché lo aveva capito? Perché io ero sempre in cerca di soldi. Quindi... Cioè i soldi che dava ogni mese glieli dava anche sua madre? Anche mia madre, sì. Poi a un certo punto lei diceva avevo deciso di fare la denuncia, poi Noemi mi dice così, poi ne parlo con mia madre e decido di non farlo. Di non denunciare. E perché decide di non fare? Quando ha parlato con sua madre cosa ha detto? Ho detto che era mia intenzione denunciare, però mia madre, mia sorella, le persone vicine a me mi hanno detto non farlo, non creiamo un problema ulteriore, paghiamo questa somma, mettiamo insieme questi soldi e si paga.
È quello che è avvenuto. Ma disse a sua madre chi erano le persone, cioè che si trattava dei Casamonica? Sì. Ed è per questo che sua madre ha detto è meglio che non... Certo. Senta. Questo è suggettivo effettivamente, pubblico ministero. Glielo faccio dire, glielo può chiedere perché il test mi sembra che tra l'altro sia Presidente ha ragione, mi scuso anche con il problema è che ci sto girando intorno da 10 minuti, però il test non... Vabbè, forse gli faccio una contestazione. I termini della questione, perché lei ha detto mi hanno minacciato, io non riuscivo a pagare, mi hanno minacciato, ho detto che avrei denunciato, mi hanno riportato altre minacce tramite Ranieri, comunque avevo deciso di denunciare, ne ho parlato a casa e abbiamo deciso, poi vediamo cosa avete deciso. Innanzitutto, quando ha parlato con sua madre e poi lei ha detto ho fatto il nome dei Casamonica, perché avete deciso alla fine di non denunciare? Per paura di ritorsioni, Okay. Penso la cosa più... Perché uno non denuncia? Senta, ma lei aveva paura anche per l'incolumità di sua madre? Certo, assolutamente. Le ha dato dei consigli, delle raccomandazioni? Chi? Lei a mia madre, certo. Cosa le ha detto? Ha detto di non uscire in quel momento, di stare a casa, di non... le solite raccomandazioni che si fanno, diciamo, di chi vede di segnalarmelo, quindi di prendere una serie di misure. Lei all'epoca viveva da solo con i suoi genitori? All'epoca, in quel momento vivevo da solo. Che sua madre ha detto che convivevate in quel periodo? Con mia madre. Forse in quel momento sì, non mi ricordo bene, però mi sono spostato comunque. Dico, nel momento in cui le mandano a dire che Casamonica vengono a prenderla a casa, sì. No? Lei aveva paura che non trovando lei sarebbe... Siamo presi con mia madre, certo. E oltre a dirle non uscire di casa, gli ha dato altri consigli per non farsi trovare, ovviamente? Oddio, sì, sicuramente gliene avrò dati tanti, non mi ricordo nello specifico. Che lei ha dichiarato in questo verbale: io ebbi molta paura anche per i miei familiari, ricordo che disse a mia madre di tornare a Salerno. A Salerno, sì, vabbè, quello. Ma perché sua madre è originaria di... Sì, di Salerno. Senta, ma poi quando ha raccontato tutto, quindi le ha raccontato tutto, sì. Tutto quello che ha detto finora? Sì. Quindi sua madre prima sapeva solo che aveva problemi economici, poi le spiega anche con chi? Con chi? Ok, e a quel punto sua madre fa qualcosa, fate qualcosa? Certo, ci mettiamo in ricerca dei soldi tramite l'ausilio di mia sorella, di persone, per pagare il debito. Ma i soldi li racimola anche lei o è sua madre a occuparsi di tutto? Mia madre. E lei in quel momento dov'era? Io in quel momento no, io sono partito perché era il 12 luglio. 2013. E partito è andato dove? A New York. Ed è un viaggio che aveva programmato da tempo? No, sono partito dalla mattina alla sera. Dalla mattina alla sera. Per quale motivo è andato a New York? Perché lì c'avevo una conoscenza che poteva darmi un appoggio. Ma perché aveva bisogno di un appoggio? Capito? Dico, perché la domanda io devo sottrarre da questa situazione, cioè nel senso fisicamente. Quindi va a New York per questo motivo? Certo. Ma è stata un'idea sua o gliel'ha suggerito qualcuno? No, è stata un'idea mia, già volevo partire, nel senso quando ho realizzato che volevo denunciare me ne sarei dovuto andare. Era questo, me ne sarei andato. Sempre verbale del 3 aprile 2017 ha dichiarato: a quel punto fui costretto a raccontare tutto a mia madre e lei mi disse di andare in America per 20 giorni, che avrebbe pensato lei a risolvere il problema. Lei non è che mi disse di andare in America, io dissi che andare, e lei mi disse: se tu vai in America tranquillo che sistemo io la situazione. Senta, il volo da dove l'ha preso? Che volo è? A Napoli. Non ho capito. Il volo da dove l'ha preso? Napoli. Il volo. Napoli, New York diretto? Sì, meridiana. Ha detto, ricorda la data con precisione o no? 12 luglio, l'11 luglio, quella era la data, o il 10 luglio, insomma, quella era la data. Chi prenotò questo viaggio? Questo viaggio lo prenotò mia sorella. Quanto è rimasto negli Stati Uniti? Sono rimasto un mese e mezzo. Che lei dice, sempre in questo verbale, restai per circa 20 giorni. No, un mese. Allora un mese. Un mese. Giorni...
Senta, quindi era luglio, e qual è il patrono di Anzio? Qual è il patrono? Sant'Antonio. Sant'Antonio. Sant'Antonio è il 13 giugno, quando si festeggia? Si festeggia a luglio. A luglio. Beh, io le date del patrono non è che le so. Come? Non è che mi ricordo le date del patrono, cioè nel senso... Sì, ho capito, volevo solo la conferma che sì, ad Anzio i festeggiamenti per Sant'Antonio si fanno a luglio. Sì. Senta, ma nel periodo, quindi sua madre le dice, le ho detto su contestazione, le ha confermato, vai in America, il problema te lo risolvo io. Sì. E lei dice, in America ci sono stato un mese. Un mese circa. Ok. E in quel mese il problema è stato risolto o no? Sì. Ecco, può dire quello che sa su questo argomento al tribunale, lo può spiegare? Certo che mia sorella con mia madre si sono adoperate per mettere insieme la quota interessi e la quota capitale per restituirla. E quindi quant'era insomma in totale? 6.500 euro. Ok. E mia madre consegna a Noemi la somma. Quando lei era in America? Sì. Questo lei come lo sa? Lo so dai racconti di mia madre, so dagli aggiornamenti che ci avevamo su tutto. Quindi il debito è stato estinto? È stato estinto. Ha avuto più rapporti con i Casamonica? Assolutamente no. No. Ma questi 6.500 come li avevate calcolati, mi faccio capire? Erano la percentuale sul ritardo erano in percentuale sul ritardo. Quindi erano 5.000 di capitale. I 1.000 di interessi e più i giorni per accumulare la somma. Senta, lei ha mai avuto rapporti tramite i social con Massimiliano Casamonica? Mi scrisse un messaggio. Gli scrisse un messaggio dove? Su Facebook. Chi lo scrisse? Non ho capito, lui o Massimiliano? Lui, lo dica meglio che non si è sentito. Non ho capito esattamente chi è che ha scritto il messaggio. Allora, io scrissi il messaggio a Massimiliano Casamonica che doveva stare tranquillo che avrei ottemperato a quello che... non me lo ricordo il testo del messaggio. Ma per quale motivo lo scrive su Facebook? Perché sapevo tramite che c'erano delle amarezze nel fatto dei ritardi e delle cose, io volevo tranquillizzare la situazione. Voleva? Tranquillizzare la situazione. Dicendomi guarda che non è che... però non mi ricordo neanche quando è stato scritto il messaggio. Ma voleva tranquillizzare la situazione, tranquillizzare loro o tranquillizzare lei? È suggestivo il pubblico do tre opzioni, no, Presidente. ma questo non è suggestivo, sta chiedendo chi voleva tranquillizzare. Loro chi? Chi voleva tranquillizzare? I Casamonica, esatto, chi voleva tranquillizzare? Le opzioni implicano che lui possa già dare una risposta prendendola dalla sua domanda. È corretto. Allora le faccio la contestazione perché sarà stata suggestiva. Quindi la risposta, però, siccome non ho sentito cosa ha detto il test, chi voleva tranquillizzare, qual è stata la risposta del test, se c'è stata? Se l'ho scritto a Casamonica volevo tranquillizzare lui, che io avrei ottemperato, così almeno mi tranquillizzavo anch'io. Cioè, quindi ci rientrano tutte le tre ipotesi Si tranquillizzava anche lei? In che senso? Lo dica, se no mi dicono che faccio domande suggestive. No, mi tranquillizzavo perché se avevo una risposta positiva, che non so, mi tranquillizzavo anch'io. Già il fatto di dare un messaggio è tranquillizzante, fai vedere che non scappi, insomma. Oppure sondi la situazione, vedi come sta realmente la situazione. Scusi, ma quando l'ha fatto questo messaggio? Non me lo ricordo. Ma in che, cioè, nell'evoluzione della vicenda, in quale momento? Era per il fatto della rata non pagata, mi pare, o per un ritardo di un paio di giorni, una cosa del genere. Quindi in una delle due ipotesi? In una delle due ipotesi. Era durante questo periodo? No, perché lei ha detto prima, la rata non pagata è una delle prime, quindi Massimiliano...
è fuori. Il problema del ritardo che poi crea tutta la situazione che ha descritto finora è quando Massimiliano è dentro. Se lo ricorda, se no non se lo ricorda. Non me lo ricordo. Non se lo ricorda. Quello che ricorda è che gli ha mandato un messaggio su Facebook. Ok. Senta, in quante occasioni più o meno si è recato a Infernetto? 2. Sempre con Noemi? Sì. Si è mai recato lì una volta con un'altra persona? All'Infernetto? Sì, con la mia compagna. Che abbiamo detto che si chiama? Silvia Guerra. Silvia Guerra. Quindi lei dice in questa occasione, se ho capito bene, in questo rapporto Noemi aveva un ruolo di intermediario fra lei e Massimiliano Casamonica. Sì. Lei sa se anche in altre occasioni Noemi aveva avuto un ruolo simile con riferimento ad altre persone? No. Che lei ha dichiarato. Voglio aggiungere che nello stesso periodo un mio amico di Anzio, Alessandro Savioli, sì. Adesso si sta ricordando? Sì, Savioli, sì. E vada avanti lei. Si è fatto cambiare un assegno da Massimiliano Casamonica. E com'è che dove se l'è fatto cambiare e com'è che conosceva Casamonica? Perché un giorno parlammo insieme, lui aveva questa difficoltà e gli fu suggerito di farsi cambiare questo assegno. Sì, ma questo si è presentato da Massimiliano Casamonica dicendo... Come è avvenuto il fatto? Come è avvenuto il fatto? Il fatto è stato che Alessandro Savioli è stato accompagnato da me e Noemi Ranieri. Non ricordo se c'ero io, però mi pare di sì. Lei qua ha detto, mi disse Alessandro Savioli che si era erogato in località Infernetto a nome di Noemi e si era fatto cambiare un assegno da Massimiliano. Sì. Conferma? Conferma. Io sono stato 2 volte lì all'Infernetto, 2 volte, ma senta, mai... là c'è un album fotografico, c'è ancora? Sì. Allora, vuole che venga esibito lo stesso album di prima? Sì, sì. Quindi viene esibito al stesso l'album fotografico, già esibito la testa all'Eulalia. Dice se conosce qualcuno di queste persone. Sì. Allora, indichi il numero e dica chi è. 1, Massimiliano Casamonica. Andiamo avanti. Vabbè, ma tanto dico non c'è più la signora, dico lo può girare lei le pagine, le guardi con calma. 2 no, non lo conosco. 3 nemmeno. 4 nemmeno. 5 non lo conosco. 6 sì. E Noemi Ranieri. Noemi Ranieri. 7 non la conosco. L'8 nemmeno. Nemmeno il 9. Nemmeno il 10. Nemmeno l'11. Il 12 visto di sfuggita. E chi è? Dovrebbe essere Rocky Casamonica. E chi è? E chi è rispetto fratello di Massimiliano. E l'ha mai conosciuto? No, parlato mai, l'ho visto forse in quell'occasione a casa. Che quando è stato esibito l'album fotografico ha detto non l'ho conosciuto direttamente, però lo riconosco per averlo visto nella pagina Facebook di Massimiliano. Sì, pagina Facebook o nella casa lì di sfuggita, non mi ricordo il particolare. Nella casa quale, scusi? All'Infernetto. All'Infernetto. Va bene, vado avanti, ci dica se conosce qualcun altro. No. No. Torni sulla foto numero 3. La guardi con attenzione. Ha detto che non lo conosce, lo guardi con attenzione. Ah, è Massimiliano Fazzari, è un po' cambiato. Adesso lo riconosci? Sì. Vabbè, Presidente, allora, l'acquisizione vale pure per lo stesso Sì, atto. sì, è stato già acquisito agli atti, soltanto quindi diamo atto che
Le fotografie riconosciute dal testimone corrispondono alla foto numero 1 a Casa Monica Massimiliano, la foto numero 3 a Fazzari Massimiliano, la foto numero 6 a Ranieri Noemi e la foto numero 12 a Casa Monica Pasquale. Pasquale. Senta, ma lei sa, lei ha detto questa somma è stata pagata da mia madre, sì, quando ero in America. Lei sa sua madre a chi l'ha consegnata materialmente? A Noemi Ranieri. E sa se in questa occasione Noemi Ranieri era da sola in compagnia di altre persone? Era in compagnia di Massimiliano Fazzari. E come lo sa? Lo so perché comunque c'è stato sempre un contatto con mia madre. E diceva, poi io comunque l'ho sentita anche dall'America, comunque l'ho sentita a Noemi Ranieri nei primi giorni, una chiamata c'è stata. E gliel'ha confermato? Sì. Quindi lo sa sia da Noemi Ranieri sia da mia madre. Ma ha chiamato Noemi Ranieri per sapere se il problema... Ho chiamato Noemi Ranieri se era... Non ci riesce, vabbè. No, Presidente, ci riesco. No, nel senso che non sia suggestivo. Non sia suggestivo, come devo fare questo test? C'è pure la mascherina, lo dica lei. Sì, io ho chiamato per sapere se la situazione era in linea, se c'erano ulteriori problemi, come penso che sia normale. E Noemi Ranieri cosa gli ha detto? Che poi si stava interfacciando con mia madre, poi io sentivo anche mia madre, e che avrebbero sistemato la situazione. E che sarebbe andata giù ad Anzio a prenderli con Massimiliano Fazzari. Ma scusi, questa telefonata quando la fa? Prima o dopo che va in America? No, durante. Dall'America la fa? E quando, non ho capito perché lei usa il condizionale, ma non ho capito per quale motivo lo usa. Quando lei chiama Ranieri Noemi, il problema doveva ancora essere risolto o era già stato risolto? Doveva ancora essere risolto. E quindi cosa gli ha detto esattamente? Che io gli dissi, sentì mia madre che diceva guarda stiamo risolvendo, non ti preoccupare, poi chiamo Noemi dicendogli guarda che stanno risolvendo, vai giù che vai a prendere i soldi. Sì, vado con Massimiliano, questa è stata l'iter, ma non me la ricordo particolarmente la telefonata, in tutti i dettagli. Successivamente lei ha già detto una volta pagato il debito era estinto e non li ho sentiti più. Nessuno. Ma non ha sentito più neanche Noemi? Neanche Noemi. Lei ha detto che la somma da pagare era 5.000 capitale, 1.000 di rata più 500 che è una via di mezzo fra... Non era capito per ritardo, sì, era un po'... Sua madre sa quanto ha consegnato materialmente? Se mia madre sa quanto ha consegnato? Lei ha detto 6.500. Se io so quanto ha consegnato mia madre. Lei ha detto 6.500 bisognava consegnare. Lei mia madre sa poi quanto consegna 6.000 euro. 6.000 euro. 6.500, non mi ricordo nei particolari. Senta, lei, le ho già detto prima, oggi mi ha confermato sostanzialmente tutto quello che aveva detto il 3 aprile 2017. Già prima le ho detto, quando era stato sentito dai carabinieri, aveva detto 10% e non 20%, oggi mi ha confermato di nuovo 20%. Le chiedo, quando è stato sentito dai carabinieri, perché in qualche modo ha ridimensionato i fatti? C'è un motivo? Sì, certo. Cioè? Avevo comunque il timore. Aveva il timore. Come adesso, non è che lo nascondo, è normale, io non è che...
Senta, due ultime domande. La prima è, lei conosce Davide Perronace? Sì. Può dire come lo conosce, da quanto lo conosce, chi è? Abita vicino alla mia casa, un amico di infanzia. Vi siete mai frequentati? Sì, amicizia di bar, diciamo, c'è un bar in comune che c'era un'amicizia, assolutamente. Sa se Perronace... Eravamo alle scuole medie insieme, c'erano bambini. Lei di che anno è? Del 75, come Perronace è del 74, mi pare. È del 75. Del 75. Le scuole medie ha finito nell'89, diciamo. Sì. Negli anni successivi ha continuato a frequentarlo, a vederlo? Sì, vabbè, è una persona del mio quartiere, diciamo. Del suo quartiere. Sì. Sa se lui conosce Noemi Ranieri? Sì. E può dire quello che sa? Che hanno avuto un'amicizia con Noemi Ranieri. Senta, un'amicizia vera o un'amicizia con altre connotazioni? Non ho capito come. Oddio, io questo non lo so. Hanno avuto un'amicizia loro. Erano amici? Amici. Amici, non so se... Sì, non lo... Vabbè, questo... Senta, signor Checchi. Sì. Lei ha mai dormito nella casa? Sì. Non ha neanche detto quale. Sì, quale? Di Massimiliano Casamoni. Quella di Infernetto? Infernetto. Con chi ha dormito? Con Noemi Ranieri. Non ho altre domande. Parti civili hanno domande? Nessuna? Alla difesa, prego. Grazie Presidente. Buongiorno signor Checchi, sono l'avvocato Naso, il difensore di alcuni degli imputati. Sì. Senta, ripercorrendo un attimo le sue dichiarazioni di stamattina, sì. Lei ha detto di aver conosciuto Noemi Ranieri nell'anno del 2011. Sì, più o meno. Più o meno. E poi ne è nato un rapporto professionale. Sì, rapporto di amicizia e poi professionale. E lei all'epoca ci ha detto era un agente in attività finanziarie? Sì. E ha aperto quegli uffici sulla Colombo. E in che cosa consisteva quindi la sua attività, se ci può spiegare meglio? Nell'intermediazione finanziaria, quindi procacciatore di clienti per istituti bancari. Ho capito. E in questa attività che ruolo aveva o doveva avere Noemi Ranieri? In ufficio, procacciazione, tutto quello che... Con quale mansione? Di segreteria, di collaborazione. E quindi questa collaborazione quanto è durata? Intorno ai 5-6 mesi. 5-6 mesi. Sì. Sente, poi il rapporto tra di voi che natura ha avuto? C'è stata un'evoluzione di questo rapporto professionale? Un'amicizia. Un'amicizia che è diventata una relazione sentimentale? Sentimentale no. Una relazione allora, senza sentimento ma una relazione? Un po' più prosaica, sì, non c'è nulla di male. Sì, un'amicizia, ci volevamo bene. Beh, forse era un po' di più di un'amicizia. Dipende come si intende. Guardi, io non è che mi voglio fare gli affari suoi, perché mi creda, non ho alcun tipo di interesse, lo faccio solo per ragioni processuali, ecco. Era un'amicizia dove ci volevamo del bene. Ho capito. Sente, quindi nell'ambito di questa amicizia in cui vi volevate del bene sono, diciamo, si sono verificati questi incontri all'Infernetto a casa di Massimiliano? Certo. Incontri di che tipo? Me lo dica lei, ha detto che è stato 2 volte all'Infernetto a casa di Massimiliano. Sì. È andato lì per con cosa? Noemi. Con Noemi, perfetto. Sì. Perché siete andati lì? Che cosa le ha detto? Perché Noemi era amica di infanzia della moglie di Massimiliano. Di Deborah. Di Deborah. E quindi in quelle occasioni che le ha detto andiamo a cena a casa di una mia amica? A casa di un amico mio, Massimiliano, io non mi sono fatto il pregiudizio perché non avevo... sono andato. Lei? Non ho capito. Non è che mi sono fatto il pregiudizio perché erano dei Casamoni che non sono andato a casa. Sono andato. Quindi non si è fatto alcun pregiudizio? Sì. Ma Noemi Ranieri che cosa le aveva detto di Massimiliano Casamonica?
o dei Casamonica in generale? Vabbè, ma io li conosco, i Casamonica li conosco da sempre, non è che ho bisogno che me lo dica Noemi Ranieri chi sono, non è che sono uno sprovveduto, so chi sono i Casamonica. Quindi cioè andare a cena a casa di un Casamonica non è prendere dei soldi in prestito dai Casamonica. No, ma io ora sto parlando non dei soldi in prestito, sto parlando del fatto che voi una sera siete andati all'Infernetto a cena a casa di Massimiliano Casamonica, che quindi era il padrone di casa, con la moglie Deborah, amica di Noemi. Quindi lei li conosce da sempre, cioè che cosa conosce da sempre della famiglia Casamonica? La storia della famiglia dei Casamonica. E come la conosce? Leggo, studio, vedo. Studia dove? Studia cosa? Non credo che sia già argomento universitario scolastico la famiglia Casamonica. Perché lo studio si fa solo nelle aule scolastiche. Ma le sto chiedendo infatti dove, cosa ha letto? Io ho letto cosa di loro, ha studiato. Guarda che se lei apre Wikipedia c'ha tutto, non è che c'è bisogno di una biblioteca. Questo volevo sapere, guardi che non c'è alcun doppio fine nelle mie domande. No, io faccio i giornali, il mio mestiere. Uno conosce... I giornali, Wikipedia, quindi da questi mezzi lei conosceva la storia della famiglia? Certo. Ho capito. E a parte quello che era il suo patrimonio conoscitivo, invece Noemi che cosa le aveva detto? Che era amica d'infanzia di Deborah, che stava lì, che volevamo andare a trovarli. Lei voleva andare a trovare Deborah. Ma lei, le faccio questa domanda perché lei più volte nelle sue dichiarazioni rese prima ai carabinieri e poi al pubblico ministero fa riferimento alla circostanza che Deborah era affascinata dalla famiglia Casamonica. C'è opposizione, la domanda è nociva perché non dice Deborah. Non dice? Sì. Scusi, mi sono chiaramente sbagliata, Scusi, intendevo Noemi. Non ho resistito, ne ha fatte tante opposizioni. No, ha fatto bene. Non lo faccio. Quindi la domanda qual è? Mi sono confusa con i due nomi delle donne. Ha detto più volte nelle dichiarazioni ai carabinieri del PM che Noemi era affascinata dalla famiglia Casamonica. Sì, aveva, li prendeva in considerazione, era un po' affascinata dal mondo, Noemi, da quel tipo di mondo, no? Questo ho detto. Ho capito. Senta, poi prima rispondendomi mi ha detto io non ho avuto alcun pregiudizio, quindi in quell'occasione non si è posto nessun problema né ha avuto timori ad andare a casa di Massimiliano? No, al momento no. Nonostante sapesse che era un Casamonica e nonostante lei avesse studiato, letto, nonostante eccetera? Questo, certo. Non si è fatto alcun problema? Assolutamente no. E come si sono svolte quelle occasioni conviviali, cene? Una cena, 2 cene, no, neanche una cena, perché un'altra volta siamo andati per un caffè, ed una cena. Ho capito. Però poi rispondendo al pubblico ministero prima ha detto che in un'occasione ha anche dormito. Sì. Come mai? Perché si era fatto tardi, ho bevuto un po', quindi non potevo portare la macchina. Sono rimasto lì a nell'occasione della cena, quindi è rimasto anche a dormire. È stata più che altro una cosa di necessità. Ho capito. Senta, ricorda di essersi recato, se si è recato a casa di Massimiliano anche in occasione della nascita del suo ultimo figlio, Salvatore? No. Lo esclude questo? Lo escludo, sì. Sa quanti figli ha Massimiliano? Sì, 3. Erano presenti tutti quando lei è andato a quella cena? Sì. Erano già presenti tutti? Già presenti presenti tutti. Ho capito. Senta, e in questo periodo di questa amicizia tra lei e Noemi Ranieri, Noemi non frequentava in quel periodo Massimiliano Fazzari? Quel periodo no. Non credo, non lo so, non è che conosco la vita privata di Noemi. Ma io glielo chiedo, avete avuto un'amicizia particolare, quindi potrebbe averle raccontato qualcosa. Senta, e lei o Noemi avete mai avuto un rapporto di debito, credito con Massimiliano Fazzari? Io e Noemi no. E lei? Io no. Ha mai chiesto soldi in prestito a Massimiliano Fazzari? No. È sicuro di questo? Sì, assolutamente sì. Esclude di aver mai chiesto a Massimiliano Casamonica di intervenire con il Fazzari perché aveva delle richieste nei suoi confronti?
Sì, che lo Ma Presidente, possiamo capire da dove nascono queste domande? Io ho interpellato Massimo Casamonica per Fazzari. No, assolutamente no. Io chiedo, poi lui deve rispondere, tanto è sotto giuramento, quindi deve dire la verità. Certo. Senta, in riferimento alla prima dazione di denaro da parte di Noemi nei suoi confronti, sì. Lei ci ha riferito prima che era di 2.000 euro. Sì. E come mai lei li chiede proprio a Noemi questi soldi? Ma io non mi ricordo come è venuto fuori il discorso, se Noemi me l'ha proposto o gliel'ho chiesto io. C'era un attimo di difficoltà. Ci pensi bene allora, gliel'ha chiesto lei o gliel'ha proposto Noemi? Non me lo ricordo. Non riesce a fare uno sforzo di memoria, è un fatto insomma importante che è successo. Sì, assolutamente. No? C'è anche un bel po' di differenza che sia stata una sua richiesta o sia stata un'offerta da parte di Noemi. Noemi sapeva che lei era in difficoltà economiche? Certo, lavorava con me. Le difficoltà economiche erano dovute all'attività degli uffici di via Cristoforo Colombo. Sì. Allora è possibile che sia stata lei a offrirsi di chiedere questa somma? Non credo, non mi ricordo, non vorrei dire una cosa che non è... Non se lo ricorda. E quindi? E quindi non me lo ricordo. Non se lo ricorda, quindi non sa dirci com'è nata questa necessità. Lei ricorda solo che aveva necessità di soldi. Sì, e che ne parlammo con Noemi e... Non mi ricordo da chi fu fatto la... Cioè chi prese l'iniziativa? Chi prese l'iniziativa non me lo ricordo. Non si ricorda chi l'ha presa, però poi sapeva che Noemi li avrebbe chiesti, quantomeno a dire di Noemi, a Massimiliano. Sì. Casamonica. Sì. Lo sapeva questo? Certo. E lì L'ho lei saputo non... in un secondo momento. Come? L'ho saputo in un secondo momento. Non Cioè? nella parte iniziale del discorso, mi ricordo che ne parlammo in ufficio. Sì. Poi nel secondo momento lei mi disse sì, allora vado da Massimiliano e li vado a prendere. Quindi in un primo momento Noemi aveva detto ci penso io a chiederli a qualcuno. Non mi ricordo se ha detto ci penso io oppure abbiamo detto non me lo ricordo questo, come è nata questa cosa. Allora lei ha detto ci sono stati due momenti, un primo in cui avete parlato di questa necessità di avere 2.000 euro e un secondo in cui lei ha saputo che Noemi avrebbe chiesto questa somma. Mi faccia finire di parlare, se no non si capisce nulla nelle trascrizioni. Un secondo momento in cui Noemi le dice che avrebbe chiesto questi soldi a Massimiliano. Sì. Allora lei ricorda bene questa seconda fase e nella prima fase? Nella prima fase non ricordo. Non ricordo, che devo fare? Però ricorderà se è stata Noemi che ha detto provo io a chiedere a qualcuno? No, non me lo ricordo. Su questo hai il vuoto? Ho il vuoto. Va bene. Senta, e come mai non ha chiesto questa somma che non era poi così eccessiva ai suoi familiari, cosa che poi ha fatto nella fase successiva, tanto che sua madre ha dato fondo ai risparmi di una vita, come ci ha riferito stamattina? Ho sbagliato, sono qua apposta. Ha sbagliato, va bene, questo è un dato di fatto opinabile. Io le sto chiedendo come mai, se è stato un errore o meno è un problema suo, non mi riguarda. Come mai in quell'occasione, visto che la somma di cui aveva bisogno, mi faccia finire la domanda? Poi ascolti, signor Checchi, faccia finire la domanda, se no non capisce che cosa l'avvocato le vuole chiedere, no? Sì, ma mi sta rivolendo la stessa domanda, quindi sì, perché non si preoccupi, non è un problema suo, è il Presidente. Avvocato, vada avanti. Le sto dicendo, nella prima fase in cui parlate della necessità di reperire 2.000 euro, che non è una somma così eccessiva, lei non ha ritenuto di chiedere a un suo familiare piuttosto che a Noemi che conosceva da pochi mesi? Certo, io ho sbagliato. Va bene, ha sbagliato, ma perché non l'ha chiesti a casa? Perché avevo vergogna di chiederlo ai miei familiari. Ho preferito... io li conosco io i rapporti con i miei familiari, conosco io quello che magari ho preferito in quel momento, data la necessità di non avere un problema. Di non avere un problema con i familiari? Certo. Che quindi, poi, e questo siccome anche... ho sbagliato, l'ho avuto esponenziale, però è questo il dato di fatto. Quindi ha preferito, diciamo, avere un problema con Noemi piuttosto che con la sua famiglia?
Io non penso di aver avuto un problema con Noemi. Non l'ha avuto un problema con Noemi? Va bene. Quindi anche quando Noemi gli ha detto li vado a chiedere a Massimiliano, lei comunque ha preferito prendere i soldi di Noemi che venivano da Massimiliano a dire di Noemi piuttosto che chiederli a casa? Sì. Ah, perfetto, questo volevo sapere. Certo. E senta, quindi lei non si è fatto problemi quando è andata a casa di Massimiliano e è stato a cena e addirittura ha dormito. Non si è fatto problemi quando Noemi gli dice guarda adesso questi soldi ci penso io, li chiedo a Massimiliano. Sì. E quindi il timore che avrebbe avuto dopo e che oggi ci ha detto avere tutt'oggi, da che cosa deriva? Deriva, le spiego, perché andare a cena anche a casa di un ergastolano non vuol dire andare a cena, non vuol dire prendere dei soldi in prestito. Io ho il timore perché ho avuto delle mancanze su quel prestito, ho avuto dei comportamenti non lineari e quindi ho paura. Di cosa? Di qualche ritorsione. Ah, di che tipo? Fisico. Ma perché lei che cosa... Nell'assurdo potrebbe succedere, no? Quindi che ne so. Ma questo lo dice sulla base delle informazioni che ha ricavato dalla Wikipedia e dai giornali? Presidente, c'è opposizione perché il testo ha già riferito che ha ricevuto minacce esplicite. Poi, no, ma lo so che vi piace questa cosa di io Wikipedia. sono in sede di contraesame, credo che il tema sia attimo. abbastanza importante. Aspetti un attimo, non risponda. La domanda che lei le ha fatto è le ragioni per cui ha avuto timore di ritorsioni? Sì, sia quando le ha riferite all'epoca dei fatti, quando poi è andata a New York, che oggi. Prego, risponda. Perché ho paura delle ritorsioni? Sì. Da che cosa deriva questo timore che avrebbe delle ritorsioni oggi che non ha avuto né quando è andata a casa né quando sapeva che quei soldi venivano da... Quando è andata a casa ha già risposto, ha detto che non andava a chiedere soldi, andava Era semplicemente a un momento di una cena, quindi non Su c'ho questa le ha già pregiudizio da chi è. risposto. Bene, però quando ho saputo che i soldi, a dire di Noemi, erano di Massimiliano. Perché non ho avuto paura? Certo che avevo paura, ma ero convinto del fatto che potevo rientrare immediatamente del prestito. Vabbè, quindi certo. Era una paura fino a un certo punto, perché lei poi li ha presi questi soldi. Cioè il rischio che lei potesse non restituirli c'era. Diciamo che il rischio l'ho sottovalutato, sbagliando. Ho sottovalutato un rischio. Senta, il delta dell'errore c'è, quindi... Ho capito, ma il pericolo di queste ritorsioni e quindi la paura di avere delle ritorsioni da che cosa deriva? Deriva che non è che mi sono fatto dare i soldi dalla famiglia Bradford, cioè sono i Casamonica, quindi che vuol dire? Che cosa sa dei Casamonica? Cosa so dei Casamonica? Vabbè. Mi oppongo, mi posso opporre io a una domanda del genere? Ascolti, no? Scusi, conosce qualche soggetto che ha subito delle ritorsioni? No, conosce fatti di sangue riconducibili ai Casamonica? Che cosa sa? Quindi sono brave persone, stiamo dicendo. Senta, guardi, lei non deve interloquire con me, Ascolti. Io faccio le domande e finché il Presidente non mi interrompe lei risponde, quindi abbia un atteggiamento rispettoso. Non si arrabbi, il testo, non pare che il testo non voglia rispondere. Ascolti, signor Checchi, mi sta semplicemente cercando l'avvocato che chiaramente ha una posizione da difendere, quindi fa chiaramente il suo lavoro, diciamo, professionale, che lei... Diciamo così, siccome ha parlato di aver coltivato un timore di ritorsioni, tanto è vero che lo coltiva ancora oggi. Ho subito minacce, ho subito tutto. Quindi è questo che deve dire, però se non lo dice risponda alla domanda. Quindi perché aveva questo timore di ritorsioni e tutt'oggi ha timore di ritorsioni? Perché i Casamonica hanno un percorso criminale dietro e... Sono dei criminali, perché devo aver paura di Casamonica? Perché per quel motivo. Vorrei capire appunto lei che cosa sa del percorso criminale e poi scusi di quale Casamonica, lei a quali si riferisce? Io mi riferisco, io penso che i Casamonica agiscano come una società, cioè come un clan, quindi non... e lo dice questo sulla base di una sua valutazione personale? Ma io ho paura anche di... Massimiliano Casamonica, uno che non scherza, è una persona... Massimiliano, quello da cui è andata a dormire a casa? Sì, quello lì, quello lì proprio. Quindi ha paura di che cosa? Ho paura di una ritorsione. Va bene, quindi le è venuta dopo questa paura? Ma se non hai... certo.
è venuta in un secondo Presidente, però c'è opposizione. No, mi faccia formulare l'opposizione. Alle sue interlocuzioni durante le domande, perché il test sia in esame sia in controesame ha detto chiaramente: io quando ho chiesto i soldi avevo paura, ma ero fiducioso di restituirli. Invece l'avvocato introduce la domanda. Pubblico ministero, la fiducia no, perché la fiducia nel restituire non ama essere interrotta è incompatibile col sentimento di paura. Ma questo lo dirà in discussione, ma se lei dice al test quindi prima non aveva paura, quando ha detto 2 volte che aveva paura pure quando ha chiesto i soldi, io faccio opposizione perché la domanda è nociva. Bene, però io noto una contraddizione nel dire che nonostante la paura uno prenda una somma di denaro da un soggetto dal quale teme delle ritorsioni, quindi forse la paura poi non è così eccessiva. Ma siccome noto questa contraddizione, insisto con il testimone. Avvocato, scusi, come gliel'ha fatta diverse volte questa domanda? Il test dà sempre la stessa risposta. Va bene. Quindi penso che su questo poi sarà un argomento che lei potrà sviluppare. Certo. Diciamo, il test ha dato una sua giustificazione. Perfetto. Allora senta, quando lei è partito per New York, proprio perché aveva timore, ci ha detto prima, di ritorsioni, e visto che mi ha appena detto che la famiglia Casamonica si muove come un clan, lei non ha avuto timore di lasciare sua madre e la sua famiglia nelle possibili mani di questo clan? Certo. Non ha temuto che le ripercussioni, non trovando lei, potessero riversarsi su sua madre? Assolutamente. Però sua madre è rimasta a Roma, mi pare, non solo a gestire il debito che lei aveva lasciato con il clan. Non capisco a quale vuole arrivare. No, guardi, lei non capisco le ribadisco che forse non ha capito la domanda. La domanda qual è? La domanda è questa: non ha avuto timore per sua madre e sua sorella? Ma certo che avevo timore, solo che mia madre e mia sorella stavano pagando il debito, quindi non avrebbero dovuto avere ripercussioni. E perché? Non poteva rimanere lei a pagarlo? Ma io ho avuto minacce al telefono. La minaccia che le ha fatto sentire Noemi? Certo. Ho capito. Mi ha fatto sentire, stavamo in via voce, c'era un uomo che mi minacciava. Ho capito. E quindi non ha ritenuto che queste minacce potessero riversarsi nei confronti di sua madre? Ma sì, ha detto già di sì, avvocato, scusi, ha detto di sì. Ha detto di sì, soltanto che era fiducioso che loro stavano raccogliendo i soldi, così ha detto il test. Ho capito. Senta, il fatto che Noemi si facesse intermediaria, oltre che della consegna del denaro da parte di sua madre, anche delle presunte minacce che le venissero veicolate, è un fatto che l'ha lasciata indifferente? Ne ha chiesto conto a Noemi? Ma io Noemi penso che stava nella mia stessa condizione, penso che era connivente con i Casamonica. Quindi lo aveva questo ruolo perché era soggiogata da qualcuno della famiglia? C'è opposizione, Presidente, non ha detto soggiogata. Qua nessuno è soggiogato. Nella sua stessa situazione. Allora spieghi che cosa intende dire con stessa situazione? Che siccome lei aveva un rapporto un po' più intimo con la famiglia, avendo un'amicizia di lunga durata con Deborah, e lei che ha avuto il rapporto, però io non penso che Noemi abbia tratto interesse o abbia avuto... No, ma io non ho detto se ha tratto interesse. O è stata soggiogata, no, assolutamente. Penso che lei stava nella situazione problematica come me. Ma scusi, non ha detto che era affascinata dalla famiglia? E che vuol dire affascinata e poi quando c'è un problema? Pure a me un Rottweiler mi può affascinare, ma se mi mozzica poi non è... Ho capito. Che vuol dire? Senta, che queste somme di denaro venissero poi consegnate a Massimiliano, lei, oltre a quello che le diceva Noemi, non ha altri elementi per ritenere che effettivamente queste somme venissero consegnate a Massimiliano e invece venissero ad esempio trattenute da Noemi o dato a qualcun altro? Lei sa quello che le riferisce Noemi in merito? Certo. E lo stesso discorso vale dopo che Massimiliano viene arrestato? Sì. Cioè, che lei continuasse a restituire la famiglia è un dato che lei sa perché Noemi così le riferiva? Sì. Non ha altri elementi. Senta, prima ha riferito anche che Noemi a un certo momento le dice che i fratelli di Massimiliano la stavano cercando. Sì. E ha fatto dei nomi? Di nomi in particolare no, però metto i fratelli, sapevo chi erano i fratelli. Quindi non è che... E chi erano i fratelli? Chi sono? Rocky e Tony mi pare.
Tony, Rocky. Come ha detto il secondo nome? Rocky, lo chiamano Rocky, detto sì, Rocky. Poi c'era Peppe. Sì. E questi, mi ricordo di nome, mai conosciuti. Mai conosciuti, quindi lei sapeva che c'erano questi fratelli? Sì, sapevo della loro esistenza. E li conosceva sempre tramite Facebook o perché gliel'aveva nominati Noemi? Entrambe. Anche tramite Facebook? No, glielo chiedo perché all'epoca appunto di questi fatti Giuseppe, Enrico, Domenico e Massimiliano erano detenuti. Senta, ma io non sono pratica di social o di Facebook o di queste cose, ma le chiedo, per mandare un messaggio che lei ha mandato a Massimiliano, come si dice, eravate amici su Facebook? Sì. E come mai, cioè, avevate una interlocuzione sul social network? No, un messaggio ho mandato a Massimiliano. No, lei ha mandato un messaggio, dico, ma questo fatto di essere amici su Facebook a quando risaliva? Risaliva al momento antecedente il prestito. Antecedente al prestito. E utilizzavate questo social per comunicare? Con chi? Lei con Massimiliano. L'ho già detto, ho dato un messaggio. Bene, quello. Poi prima, e quindi questa amicizia no. su Facebook era nata come? Non è che l'amicizia su Facebook, c'è una richiesta di amicizia, uno conferma. Magari che siamo stati in una cena a casa, o me l'ha mandata, ho fatto conferma. Ho capito. Senta, le ha risposto Massimiliano a quel messaggio? Non me lo ricordo. Non se lo ricorda. Mi ricordo che l'aveva letto. E questo lo sa come? Perché risultava letto? Risultava letto. Ho capito. Non ho capito, aveva il segnale che era stato letto? Il segnale che era la spunta di lettura. Facebook pure ce l'ha? Mi dicono di no, chi forse è più esperto di me in questi... Facebook non ha la conferma di lettura, invece sì. Avvocato, scusi. Permessa di... Cioè lei è esperta? No, esperta, sono su Io Facebook. Pensavo di essere... No, io posso vedere se io le mando un messaggio se lei lo legge su Facebook. Su WhatsApp, su WhatsApp risulta se lei... Vabbè, questa è una cosa falsa, perché su Facebook chiamate un web manager che vi dice che si vede. Quindi stiamo così. Per il vostro utilizzo, voi sapete che non c'è la spunta di lettura su Facebook. Guardate un attimo su Vabbè, ma questo Google. È un dato che uno può verificare autonomamente. Magari è una funzione che si può implementare o non implementare, vediamo. Vabbè, avvocato, questo si prova. Vabbè, ma questo può essere un dato, scusate, però non è che si può fare così. Poi è un dato che il Tribunale potrà verificare anche con la fonte aperta. Non c'è nessuna spunta. E guardi che c'è il pallino quando uno guarda. Però scusi avvocato, tanto così non significa niente, perché sono voci qualificate, no, perché tra l'altro volevo dirvi che a volte nelle trascrizioni ancora ci sono troppe cose incomprensibili perché ci sono dei microfoni spenti. Senta, e in quell'occasione... Quindi chiedo, scusi avvocato, chiedo a tutti, approfitto per dirlo, chiedo a tutti quando si interviene di aprire il proprio microfono, perché altrimenti è facile dire quel che si vuole e poi non si registra, il che non è ammissibile. Senta, e quando... le rate da consegnare sono arrivate a 1.000 euro al mese, lei come faceva a pagare queste rate? Trovavo i soldi, li cercavo. Cioè come li trovava? Me li facevo prestare. Da chi? Da amici, parenti. Parenti a chi si riferisce? Sempre a sua madre e sua sorella? No, mia madre e mia sorella no, però mia cugina mi ha prestato dei soldi. Ah, quanto le ha prestato sua cugina? Non mi ricordo, una volta 100, una volta 200. Poi comunque lavoravo. Cioè che cosa faceva? L'intermediario finanziario. Ah, quindi ha continuato a svolgere quella... Continuato in maniera, diciamo, non fissa, ma avevo già delle pratiche in corso, l'ho continuato. E quanto guadagnava mensilmente? Dipende. Dipende, quindi su per giù che forbice di guadagno aveva? Oddio, in quel momento era molto drastica, però avevo un guadagno intorno ai... In quel momento proprio specifico avevo una crisi proprio delle entrate, nulla. Sì. Poi rimettendomi cominciavo a guadagnare quelli 1.500, 1.600. 1.500, 1.600. E quindi le torno a chiedere, e questi
parenti, amici ai quali chiedeva questi 1000 euro, questi 200, 300, insomma per arrivare a 1000 euro non c'erano quando aveva necessità di quella somma iniziale di 2000? No, in quel momento no. Beh, sua cugina esisteva. Esisteva, ma io a mia cugina gli ho chiesto 100 euro, 200, no 2000. E quindi come arrivava a 1000 euro al mese? Gli altri a chi li chiedeva? Li chiedevo, l'ho chiesto in giro, come li chiedevo, in poi giro guadagnavo anche. In giro che significa? Significa che sono stato con una ragazza, quindi dopo quel momento, ad Arcinazzo Romano, che mi aiutava. Ho capito, quindi li ha chiesti anche a lei. Sì. Senta, e dopo che si interrompe questo rapporto di amicizia con la signora Noemi, le risulta che Noemi abbia riallacciato rapporti con Massimiliano Fazzari? Non lo so. Non lo so. Non mi ricordo che abbia... Non si ricorda. Beh, lei aveva contatti in quel periodo con Noemi perché dovevate sentirvi per la vicenda del debito, la chiamava, le faceva sentire le minacce, le diceva che i fratelli la stavano cercando, aveva dei contatti con Noemi. Sì, ma Fazzari e Ranieri era un continuo prendersi e lasciarsi, non era una... Sì, ma io non voglio i dettagli della relazione, dico, le risulta che Noemi abbia ricominciato a prendersi e lasciarsi con Massimiliano Fazzari? Non mi ricordo questo. Non si ricorda, non si ricorda o non lo sa o non lo vuole dire? Dica. Presidente, ha detto non ricordo. Non ricorda, pubblico ministero. Guarda un po' quando risponde al difensore a questi vuoti di memoria. C'è opposizione anche a queste insinuazioni assurde durante il test dice che non ricorda e lei aggiunge non sa o non lo vuole dire, è una cosa che l'avvocato non può dire facendo una domanda, perché altrimenti nuoce alla sincerità del test. Un ostruzionismo al difensore lo può fare. Perché non è riuscita a spiegarci come mai abbia questi improvvisi vuoti di memoria quando deve rispondere a me. No, mi sembra che ha risposto a molte delle sue domande, avvocato. Comunque ha già detto che si prendevano e si lasciavano. Bene, allora, le risulta che Massimiliano Fazzari abbia avuto un ruolo in queste intermediazioni che faceva Noemi tra lei e qualcun altro nella dazione di questo denaro? Qualcun altro chi? Massimiliano, a dire di Noemi era Massimiliano Casamonica. Le risulta che Fazzari abbia avuto un ruolo? Ha avuto un ruolo di accompagno di Noemi. Di accompagno di Noemi cosa significa? Cosa significa? Che quando è venuto a prendere i soldi, una volta è venuto a parlare con mia madre ed era lui a casa, e poi una volta è venuto a prendere i soldi. Quando c'era lei? No, quando non c'ero io. Quando c'era sua madre. Beh, sì. Quindi non è in grado di dire se fosse un mero accompagnatore o se avesse un ruolo in più. Non lo so io questo. Non lo sa. Non ne avete mai parlato con Noemi? Io dovevo chiedere a Noemi che ruolo aveva. Non ne avete mai parlato con Noemi? Mai. Ecco. Senta, lei ha mai invitato Noemi a prendere le distanze da queste persone? Certo. E che cosa le diceva Noemi? Che prima dovevamo sistemare la situazione. No, ma io mi riferisco in generale ai suoi rapporti, non a questo suo del debito. Noemi ha detto che era molto affascinata dalla famiglia, sì, che aveva contatti. L'ho, diciamo, delle volte invitata, assolutamente. E che cosa le diceva? Io a lei? O Noemi a me? No, lei a Noemi, che cosa le diceva? Che era meglio non avere rapporti, di allontanarsi da Deborah per causa del contorno. Ho capito, e questo glielo ha detto solo quando è sorto il problema suo? No, anche prima. Prima quando? Ma per il fatto perché sono andato a cena? Lei... Prima quando gliel'ha detto? Ma io è una cosa che penso da sempre comunque, non è che è solamente quello. Poi il fatto che io sia andato a cena lì, perché quella sera ero con Noemi, siamo andati a cena lì, è un fatto, diciamo, unico, non è che c'è una frequentazione o un modo di... Beh, c'era anche una richiesta di amicizia su Facebook. Quella è importante. Ce n'ho 5.000, se lei vede la mia pagina Facebook. Guardi, a me non mi interessa quelle che ha con una... Ma... Presidente, dice però di aver avvertito... Posso fare opposizione? Lui ha detto che la richiesta di amicizia l'ha ricevuta. L'ho ricevuta? No.
Come no? No, ha detto che si chiedono e si possono chiedere e ricevere. Scusi, aveva detto in precedenza che gliel'aveva mandato Massimiliano in occasione. Comunque ancora meglio, quindi Massimiliano gli chiede l'amicizia e lei l'accetta. Quindi quello è un dato fattuale di un'amicizia? Lei l'accetta l'amicizia? Sì, ha già detto di sì, avvocato. E allora cambia poco chi l'ha chiesto, comunque. Mo cambia poco, prima era fondamentale. Lei non si deve permettere di fare commenti, lo vuole capire o no? Però di rispetto, sta in un'aula di tribunale, guardi che manca di rispetto al tribunale, non a me. Signor Checchi, ascolti. Quindi stia al suo posto. Ascolti. Stia al suo posto lei, che stia al suo posto, non si permetta di rivolgersi così a me. Ma non si Signor Checchi, lei faccia silenzio, silenzio per favore. Lei deve rispondere alle domande. Lei, avvocato, ultimamente sta facendo tutte domande molto aggressive nei confronti del test. Lui le percepisce come tale. Lei sta un testimone di essere rispettoso nei confronti di un difensore. No, avvocato, ma perché trae questa conclusione? Ma da dove la trae? Perché non si deve permettere di rivolgersi così a silenzio. Non le permetto di trarre una conclusione che io assolutamente non ho detto. Ho finito, grazie. Anzi, avevo appena detto al test di stare in silenzio. Se poi lei avesse fatto un attimo in silenzio invece di mettersi a battipiegare lui, avrei spiegato al test che lei deve rispondere alle domande del difensore. Ho finito, grazie. Però non tragga conclusioni veramente, perché sono irritanti e non corrispondono a niente alla verità. Allora, lei quando sta in un'aula di tribunale deve rispondere alle domande, non è che deve fare lei le domande. Poi c'è il tribunale che eventualmente, se lei ritiene di essere in qualche modo non trattato rispettosamente, interviene, d'accordo? Non si metta a fare polemica. Senta, io volevo tornare su un passaggio in particolare. Presidente, mi scusi, vorrei fare qualche domanda io, se è possibile, avvocato, prima. Scusi. Sì. Non l'avevo vista perché lei è arrivato poi tardi. Non sì, ho dato la presenza. Va bene, prego. Sì, sebbene insomma, l'esame della collega Naso sia stato abbastanza esaustivo, volevo soltanto alcune domande a precisazione. Allora, lei poco fa ci ha detto che Massimiliano Casamonica l'ha conosciuto a casa di Massimiliano, è corretto? Sì. Senta, il giorno che è stato da Massimiliano, la sera, sinceramente non so, si è fermato anche a dormire, mi sembra che ha risposto di sì. Sì, una volta sola. Con chi ha dormito, se è possibile sapere? L'ha già detto. Forse non l'ho sentito io. Con Noemi Ranieri. Ma mi scusi la domanda un pochino indiscreta, lei ha un rapporto d'amicizia con Noemi, abbiamo capito, ma ha avuto anche rapporti sessuali? No. Non ha mai avuto rapporti sessuali con Noemi? Va bene. Sono cose che non penso che interessino. Vabbè, però risponda, perché può avere una valenza. Prego. È capitato. Ah, perché ha detto no, quindi sì. È capitato. È capitato, benissimo. Quante volte è capitato, se? Vabbè, adesso avvocato, quante volte è capitato? Ha detto che è capitato. Insomma. Capitava con costanza o una cosa avvocato, così non gliel'ammetto, perché questo elemento diventa ultroneo rispetto alla valutazione dell'attendibilità, mi scusi, e finisco, anche di altri dichiaranti. Ha Senta, detto che diciamo, è capitato. Questa situazione sentimentale ambigua, perché lei racconta come un rapporto d'amicizia, noi potremmo valutare che sia diverso. Scusi avvocato, lei non faccia delle valutazioni, quelle poi le farà in altra sede, lei faccia la domanda. Senta, Massimiliano Fazzari sapeva di questo rapporto che aveva con Noemi Ranieri? Dell'amicizia, sì. Scusi? Sì, sapeva del nostro rapporto di amicizia. Di amicizia. E lei ha avuto contatti con Massimiliano Fazzari in merito a questo rapporto di amicizia? Avete parlato con Massimiliano Fazzari, perché forse questo rapporto si era spinto un po' oltre? No, mai. Se non è mai successo? Mai. Senta, quindi lei, diciamo, la figura di Massimiliano Fazzari la conosce, se è corretto dire questo, quando si è presentato a casa di sua mamma per riscuotere... No, io l'ho conosciuto prima Massimiliano Fazzari. L'ha conosciuto prima? Sì. In che occasione? Quando Noemi, nella prima fase della conoscenza, frequentava casa mia e della mia compagna, come ho detto prima, al PM. Poi da lì non ho avuto più modo di avere contatti con Contatti no, ho avuto modo saltuario, ma molto... Va bene. Senta, lei ci ha detto che aveva un'attività di intermediazione finanziaria, sì. Corretto? Sì. Ha perso dei soldi, ha detto anche che ha perso dei soldi in relazione a questa attività. Ce li può quantificare quanti soldi ha perso? Un 20.000 euro. Senta, Noemi
sempre in relazione a questa attività, ha perso dei soldi? Personalmente lei no, non penso. Che significa, se può specificare? Se ha perso, diciamo, la sua attività, però ha perso, diciamo, del lavoro, però non è che ha perso dei soldi. Noemi doveva avere dei soldi, diciamo, residui relativi a questa attività lavorativa? No. Quindi, diciamo, tutte le spettanze di Noemi per quanto riguarda la sua collaborazione erano state saldate? Certo. Dicendo questo? D'accordo. Senta, un'altra domanda, questa è una mia curiosità ed è l'ultima. Non mi sembra che ha già risposto, ma per quale motivo, visto che lei comunque aveva avuto, prima della dazione del prestito, rapporti con Massimiliano Casamonica, no? Per quale motivo il prestito non l'ha chiesto direttamente a Massimiliano, ma si è dovuto avvalere della... Perché io l'ho visto 2 volte Massimiliano Casamonica, 2 volte nella mia vita. Non avevo un rapporto... Sente? Non avevo un rapporto di amicizia, anche se c'era una conferma di amicizia su Facebook, non avevo un rapporto di intimità con Massimiliano Casamonica, al contrario di Noemi. Ma lei sapeva che Massimiliano prestava soldi o che magari il prestito nei suoi confronti fosse una cosa eccezionale? Oddio, nella mia vita ho sentito che i Casamonica prestavano soldi, e poi appurandolo l'ho verificato, cioè andando a chiedere quando è stato, era così. Guardi, specifico meglio la domanda, perché lei ha detto non aveva un rapporto di amicizia. È chiaro che se un soggetto lo fa per professione non c'è bisogno di avere un rapporto di amicizia per andare a chiedere dei soldi, mentre se è una cosa occasionale, forse a titolo di cortesia, forse c'è bisogno dell'intermediario, del nesso, del contatto, questo le volevo dire. Ma loro avevano più confidenza fra loro, però so che i Casamonica prestano soldi. Non lo so se questo corrisponde alla verità. Lo sa sempre per sentito dire, mi posso permettere? Che prestano soldi? Sì. Sì, sui giornali, sui libri, Va su bene. Wikipedia. Non ho altre domande, Presidente. Senta, lei ha detto che quando pagava la rata mensile, a volte la pagava tramite la Ranieri Noemi, quindi a volte in contanti, a volte con Devaglia. No, sempre a Noemi, ma con Vaglia, perché non ero questo ho detto, la pagava tramite Noemi o con i contanti o con i Vaglia. Sì. Senta, quel discorso della parola chiave, se ci vuole precisare meglio, no, è una procedura... Chiave è una parola... faccia finire la domanda. Sì. È una procedura postale per ottenere la trasmissione del Vaglia in termini più ristretti? Più stretti, sì, per averlo immediato. E quindi la parola chiave che cos'è? Un codice? È una parola, ciao, oppure qualsiasi parola composta numerica va bene. Ciao 1. Ma questo è scusi, ma questo proprio perché non la conosco questa procedura, è una cosa che decide chi spedisce il Vaglia? No, decide, allora per fare un Vaglia ordinario non serve la parola chiave. Ok. Per fare un Vaglia immediato il ricevente deve sapere anche questa parola chiave, oltre ai documenti. Quindi il mittente indica una parola chiave e che deve essere conosciuta anche dal ricevente per poter ottenere la riscossione? Immediata dei soldi. Immediata dei soldi, se no l'ufficio postale non gli corrisponde. Ho capito. Senta, ma quando lei ha pagato nel corso, fino a che poi insomma, non è stato in grado di pagare, aveva deciso meglio insomma, che avrebbe denunciato e voleva interrompere questo rapporto, lei ha detto che si è fatto, cioè, ha provveduto un po' con quello che guadagnava, un po' con quello che gli è stato prestato. Ma lei ha chiesto soldi, ha detto ai suoi familiari, in particolare a chi? In particolare a mia cugina, una mia cugina, in particolare avevo anche il mio lavoro, ma c'era da entrare delle entrate, a una mia fidanzata dell'epoca, di quel momento, perché insomma questa cosa mi ha... e poi anche una mia ex fidanzata. A sua mamma ha chiesto soldi? No, che mia mamma non stava bene. Non ha mai chiesto soldi a sua madre? Mia madre sì, certo, in quel momento magari chiedevo soldi, mia madre capiva che c'era un problema. È questo che le sto chiedendo. Sì, sì. Nel senso che quelle persone che ha indicato erano persone che sapevano che lei dava soldi per pagare un debito? Sì. E invece sua mamma non lo sapeva? Sapeva che avevo un debito, non mi ricordo bene se sapeva tutta l'entità, però cercavo di tenergliela nascosta il più possibile. Ma
Quindi c'è stata, quello che vorrei capire, nella prima fase di questo rapporto sua mamma sapeva che lei doveva pagare un debito di Casa Monica? No. Se l'ha saputo quando? Ha saputo quando c'è avuto il problema con i Casa Monica. Quindi quando c'è stato il problema che lei non voleva più pagare, in quel momento lì è venuta a conoscenza di questo fatto, ho capito. Quindi quando diciamo era stato già minacciato? Sì. Ho capito. Ho capito. Senta, lei ha avuto, a parte quella conferma di amicizia su una richiesta di Massimiliano e quel messaggio che lei ha mandato, ha avuto altri contatti tramite social network? No. No, che mi ricordi no. 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 E quegli incontri a cui ha fatto cenno, la cena a casa, il caffè, sono avvenuti prima o dopo che lei aveva già chiesto il prestito? Prima. Prima. Quindi successivamente non ci sono mai stati contatti diretti? No. Mai. Dopo c'è stato una volta, c'è stato un contatto, questo adesso c'è stato al McDonald's dell'Eur. C'è stato? Non avevo capito. C'è stato un incontro al McDonald's dell'Eur con Massimiliano Casamonica che era in attesa di questo processo e stavo con Noemi Ranieri. Che stava? Non ho capito. Quando è avvenuto questo incontro? Questo incontro è venuto mentre stavamo pagando il prestito. Mentre stavamo pagando il prestito. E quindi al McDonald's di fronte all'Euro. Quindi fra lei, Noemi e Massimiliano e la moglie. E la moglie. Sì. Ma è avvenuto per parlare del prestito? No, è avvenuto perché si sono incontrate Noemi con la moglie, io ero con lei e basta, è avuto per questo motivo qua. Quindi non è un incontro in cui non si è parlato del prestito? O sì? Sì, ma se ne parlava, certo. C'è stato per esempio, mi raccomando, a fine mese da Massimiliano. C'è stato? Mi raccomando a fine mese perché la rata era che scadeva ogni 27 o 26, non mi ricordo, però era comunque nel finale del mese. Quindi Massimiliano le ricordò che c'era la rata in scadenza? Sì. Quindi diciamo questo è stato l'unico momento in cui lei ha potuto avere un riscontro sul fatto che Massimiliano fosse a conoscenza del prestito? Sì. Perché tutto il resto dei rapporti sono sempre avvenuti tramite la Noemi? Sì. Ho capito. Senta, lei ha avuto dei contatti con persone della famiglia Casamonica diverse da Massimiliano in relazione a questo prestito? No, mai. Mai. E la telefonata famosa a cui lei ha fatto cenno, che era una telefonata, ha detto, è messa in viva voce? Viva voce, sì. Viva voce. E lì ci sono delle persone che sono intervenute, l'ha già detto al popolo ministero, però vorrei che lo precisasse, ci sono delle persone che sono intervenute. E ecco, se su questo può essere più preciso, chi è intervenuto? No, non è che si sono qualificate. Non si sono qualificate? Non si sono qualificate, però lei, prendomi la telefonata, mi ha detto guarda che sto con loro. C'è pure la sorella, e stava con un uomo, che poi questo uomo qui, perché col senno del poi, cioè dopo aver parlato con lei, avevo capito che tutta la conversazione era in viva voce. Ok.
Sì. Quindi c'è la sorella e le ha detto quale sorella fosse? No, assolutamente. Intendeva la sorella di chi? Di Massimiliano. Di Massimiliano. Ma le ha detto quale sorella? No. Le ha fatto il nome? No. E questa persona è intervenuta nella conversazione? No, è intervenuta solamente quell'uomo, un uomo. E l'uomo si è presentato in qualche modo? No, in nessun modo, ha detto che veniva a prendermi. Quindi lei diciamo non si è presentato né Noemi, ma scusi, lei dopo questa telefonata con Noemi ha parlato? Sì. Ha chiesto qualche spiegazione? No, avevo capito com'era la situazione, più che altro si parlava del fatto di sistemare la situazione, io in quel momento volevo denunciare. Ma in quel contesto, ascolti, non guardi lo schermo, Sì. non si preoccupi, non guardi lo schermo, sì. Ascolti, lei chiese qualche notizia su chi fossero queste persone, su chi aveva parlato, su chi l'aveva minacciata? No. No. Quindi lei Casamonica Liliana l'ha mai conosciuta? Chi? Casamonica Liliana l'ha mai No. conosciuta? Non l'ha mai conosciuta. Senta, ma lei con Fazzari ha mai parlato di questo problema del prestito, del debito che aveva? Di questo problema del debito che aveva? Oddio, direttamente no, con Fazzari no, forse ci ha parlato Noemi, non me lo ricordo questo aspetto, perché poi con Fazzari non c'era non c'era un rapporto, non è che parlavamo col Fazzari. Lei gliel'ha chiesto anche il difensore prima, in costanza di questo anno, perché più o meno è un anno, no? Più poco meno. Diciamo, lei ricorda se ha avuto, se la donna, la Noemi, stava con Fazzari, magari solo per un periodo di questo Sì, di questo tempo c'è stata dei temporale. periodi con Fazzari, si era avvicinata, si era allontanata. E quindi le capitava quindi di incontrare qualche volta Fazzari? Si mette la mascherina però. Sì. Le capitava di incontrare qualche volta Fazzari? Dopo, diciamo, effettivamente dopo, diciamo, che c'è stato l'incontro, che sono venuti a casa mia a Nettuno, non ho avuto più non mi ricordo se c'è stato un incontro o qualcosa. Okay. Non c'è stata comunque più una frequentazione, assolutamente no. Senta, ma quindi non ricorda, cerchi di essere preciso su questo, se ha mai avuto contatti con Fazzari, che con Fazzari avete parlato del debito, del prestito, di questa situazione, insomma? Sì, che Fazzari ne fosse a conoscenza, sì. Forse c'è stata qualche telefonata, ma non me lo ricordo a questo punto. C'è stata qualche telefonata, sì, sicuramente ci sarà stata. Senta, ma lei ha avuto in quello stesso periodo un problema, diciamo, di debiti per un acquisto di stupefacente? No, assolutamente no. Sicuro di questo? Sicuro. Lei ha detto di conoscere Peronaci perché è un suo amico d'infanzia? Sì. Ha avuto qualche problema con Peronaci in relazione all'acquisto di uno stupefacente? Assolutamente no. O come intermediazione di Peronaci per l'acquisto di cocaina? Assolutamente no. È sicuro? Sicurissimo. Io una cosa del genere, proprio assolutamente no.
Senta, ma lei ha mai avuto contatti con Fazzari in relazione a, diciamo così, a finanziamenti che il Fazzari voleva prendere tramite la sua attività? Mai, Fazzari no. Sicuro? Sicurissimo, Fazzari non lavorava, non faceva nulla. È proprio per questo, diciamo così. Ebbe mai delle proposte da parte di Fazzari affinché lei potesse fargli avere un prestito con modalità più o meno regolari? A Fazzari? A Fazzari. No. Ed ebbe per questo una discussione con lui? Perché lei non si prestò, diciamo, a dargli un prestito di 500 euro? Se lo ricorda? Non me lo ricordo. Può darsi, il Fazzari è un tipo un po' particolare. Cioè, che intende? È un tipo un po' prepotente, quindi magari me l'avrà detto, fammi vedere, però non mi ricordo che sia degenerata in una discussione. Questo no. Senta, lei prima quando ha fatto riferimento, diciamo così, al fatto che insomma la famiglia Casamonica era conosciuta per essere una famiglia che prestava soldi, cioè lei sapeva quali erano, se c'erano delle modalità con cui normalmente i soldi venivano prestati? Lei ha detto prestavano dei soldi a prezzi e con degli interessi usurari, no? Cioè lei era a conoscenza di qualcosa di più circa le modalità con cui i soldi venivano prestati? Sulla quota in cui gli interessi venivano pretesi, sulle modalità con cui venivano pretesi le restituzioni dei prestiti? Oddio, io... Sapeva qualcosa di più preciso oppure semplicemente questa, diciamo, conoscenza così ho quasi letto, una cosa ho letto, ma magari mi sbaglio, che ne so, qua sembra che... Però insomma so che... Io dico quello che lei sapeva all'epoca, non quello che sa oggi, che magari si è andato ad informare, ha letto, ha fatto quello che sapeva al momento in cui in qualche modo ha, diciamo, ha consentito, no, a questa iniziativa. Sì, diciamo che conoscevo il prestito. Che conoscevo che la famiglia Casamonica faceva prestiti usurai. E sapeva qualcosa di più sulle modalità, diciamo, con cui poi i prestiti venivano, diciamo, restituiti? Non so se mi sono spiegata, no? Cioè dici, sì, so che prestiti usurai, però io magari so che quello presta i soldi a tassi superiori, che sono anche usurari, certo, ma sono nell'ordine, che ne so, di interessi contenuti, sia pure oltre il tasso soglia e quindi già usurari, no? Oppure so che vengono pretesi un tanto al mese, oppure so che viene preteso, diciamo così, so che erano dei tassi scusi, ecco, le modalità, se lei sa qualcosa sulle modalità con cui venivano pretesi. Del prestito con interessi mensili che non erano sulla quota capitale, che non conoscevo questo qui. Quindi lei sapeva che veniva preteso che mensilmente si restituissero soltanto quote di interesse, che non andavano mai a diminuire la quota capitale, sì, e che quindi poi bisognava a un certo punto essere in grado di restituire il capitale tutto quanto insieme. No, tu potevi anche restituire il capitale dopo un mese con la quota interesse. Se eri in grado di farlo. Se eri in grado di farlo, non è che ti mettono un limite di dire tu devi per forza stare 2 anni così. No, certo, certo. Però nel senso che la quota di interesse che veniva pagata non diminuiva mai la sorte capitale, no, quindi era sempre una quota solo di interesse, si pagava solo l'interesse sostanzialmente. Senta, ma lei ha mai conosciuto persone, diciamo, che avevano avuto dei rapporti finanziari con i Casamonica, che avevano chiesto prestiti ai Casamonica? Che lei prima mi è sembrato che quando rispondeva al proprio ministero abbia fatto un cenno, però non ha precisato, quindi... Che ne abbia contezza io no. Che ne abbiano contezza persone con cui lei ha rapporti? Ma questo per capire se quello che lei dice nasceva da una cosa che era risaputa come fatto notorio, oppure lei aveva anche, diciamo, delle conferme, diciamo così, sia pure indirette, da fatti più specifici. Sapevo che Noemi e Massimiliano avevano avuto un problema anche loro di questo genere. E questo l'ha saputo da Noemi, ma da Noemi. Parlata informale, parlando, sai, ho avuto anch'io un problema così, ho avuto un problema in passato così, quindi... Ma questo quando è che è venuto a conoscenza di questo fatto? Prima che lei chiedesse il prestito o dopo? No, nella prima fase della conoscenza con Noemi. Ok, prima quindi ancora che lavorasse insieme? Sì. Ho capito. E sa qualcosa di più preciso su questo rapporto? No. Di questo finanziamento, di questo prestito?
So che c'è stato un problema, ma non lo so, non lo conosco nei particolari e nei dettagli. Non potrei parlare di questo. Senta, lei ha avuto più contatti con Noemi Ranieri? No. Non li ha più avuti da quando? Da quell'estate. Quindi da quell'estate? Ho capito. Senta, non mi ricordo se l'aveva precisato al pubblico ministero, ma quando è che lei ha chiesto il prestito? Quindi diciamo quando è che è scaduta la prima rata di interesse? Oddio, questo non me lo ricordo, però era comunque intorno... Era... Rispetto al dato temporale che lei ha precisato essere luglio 2013 come momento di chiusura, no? Di chiusura, sì. Del debito. Quindi un anno, quindi l'estate precedente, settembre precedente, non me lo ricordo. Il fatto della temporalità a me mi sfugge tanto. Però più o meno diciamo quanti mesi ha pagato, fermo restando che un mese ha detto che non aveva pagato, sì, giusto? Diciamo, e poi questo ha determinato l'aumento della quota capitale. Ho pagato 10 mesi, 10-11 mesi. Quindi 10-11 mesi. Quindi più o sì. meno lei dice rispetto a luglio, quindi nell'estate precedente? Sì. Nell'estate precedente, ho capito. Senta, ma invece la sua attività finanziaria in concreto quanto tempo è stata aperta come ufficio lì all'Euro? 5-6 mesi. 5-6 mesi. Quindi poi diciamo non aveva più un riferimento di ufficio, però ha continuato a svolgere in qualche modo l'attività? No, è stato proprio abbandonato, è stato chiuso. Ok, quindi lei ha cessato completamente l'attività sì. A quel punto? Sì. E quindi diciamo questa chiusura è avvenuta più o meno quando? Rispetto ai tempi di questo prestito, no? È proprio proprio quasi contemporaneamente. Lei quando è che aveva aperto, scusi? Io la data di apertura non me la ricordo. No, infatti questo che stavo cercando di chiedere. Quindi lei quando è che l'ha aperta l'attività? Non mi ricordo, penso nel 2011 o inizio 2012, non me lo ricordo, questo non me lo ricordo. Però posso vederlo, posso controllarlo, vedo... È un dato che puoi ricavare, perché prima mi sembra a domanda del difensore lei rispondendo abbia detto che aveva chiuso l'attività ma aveva continuato a lavorare, così avevamo capito. Continua a lavorare senza l'attività. Questo le sto dicendo, infatti sì. Chiuso l'ufficio, lei però ha potuto comunque ha continuato a fare l'attività. Certo, da freelance lavoravo. Ok, quindi ha continuato comunque a lavorare in qualche modo. Certo. Ho capito. Senta, ma lei ha detto che in quell'epoca aveva un rapporto, no, sentimentale con una ragazza di nome Silvia. Sì. Ok. Che lavoro faceva questa ragazza? Questa ragazza era una commessa. Una commessa. Senta, si ricorda se durante questo periodo c'è stato un'occasione in cui lei, la Noemi e Silvia avete dormito all'interno dell'ufficio? Io e la Ranieri? Sì, e la sua fidanzata? Sì. Sì. Come mai? Perché avevamo fatto tardi. In quella circostanza c'era anche Fazzari? Il Fazzari? No, mi sembra di no. Non mi ricordo. No, mi sembra di no. Sicuro di questo?
ci fosse il bambino, sì, sicuro, il figlio di Noemi. Ci fosse il Fazzari, probabile, non me lo ricordo con esattezza. Cioè, mi sto ricordando ora che sto fatto. No, perché appunto sto ricordando un episodio risalente, forse, no? Cerchi un po' di ricordare. In quella circostanza lei raccontò a Fazzari qualcosa? Si ricorda? Non mi ricordo, oggettivamente non mi ricordo. Se devo metterlo così. Se ho raccontato qualcosa a Fazzari in quella giornata... Sì, in relazione in particolare a questa sua situazione. Del prestito? Sì, alle sue difficoltà economiche, insomma, in ordine alla sua situazione personale di quel momento. Può essere perché comunque dalla chiusura dell'ufficio io non l'ho più visto, cioè l'ho visto proprio saltuariamente, ma neanche so se l'ho più visto, quindi può darsi che lì abbia potuto dire qualcosa, non mi ricordo di questo. Quindi diciamo finché l'ufficio è stato aperto lei lo vedeva ogni tanto il Fazzari? Sì, intanto Fazzari lo vedevo, finché è stato aperto sì. E lo vedeva perché? Perché si frequentava con Noemi per il figlio. Ok, quindi che vuol dire? È venuto anche a casa con Silvia, la mia compagna attuale, che stava a Nettuno, è venuto lì con il figlio. Quindi avevate anche una frequentazione di coppia, diciamo? No, frequentazione reale di coppia no, è stata saltuaria, 5-6 volte sarà successo. Va bene, noi non abbiamo altre domande. Io sì. Prego. Senta, signor Fazzari, signor, che mi scusi qua, ho scritto Fazzari, ho detto Fazzari. Lei prima ha detto che, mi corregga se sbaglio, pagava ogni mese tramite Vaglia o danno comunque soldi a Noemi. E l'avvocato Naso le ha chiesto: ci sono elementi per ritenere che poi Noemi consegnasse i soldi a Massimiliano? Lei ha detto: io li davo a Noemi. Sì. Allora io le chiedo questo. Lei ha detto: una volta ero in ritardo di 2 giorni, ho staccato il telefono, sì, e ho ricevuto la telefonata di Noemi che lei ha descritto, che lo conferma intanto? Sì, assolutamente. Quando pagava invece regolarmente, ha mai ricevuto telefonate del genere? No, c'erano sempre, allora c'era sempre da parte di Noemi? Ha mai avuto, ci sono mai stati altri episodi nei quali ha avuto modo di pensare che Noemi i soldi se li ha intascati? No, io non ho... il mio sentore è che Noemi non si No, ma lasci stare il tuo sentore, lo vogliamo ancorarlo a dati di fatto. Lei dava i soldi a Noemi, sì, e dava per scontato che Noemi li consegnasse a Massimiliano, o comunque alla famiglia, certo, quando tu eri... E lei ha detto: una volta che invece sono stato in ritardo ho ricevuto quella telefonata. Certo. Quando pagava regolarmente ha mai ricevuto telefonate dello stesso tipo? No. Questa è la domanda. Senta, seconda domanda: ma i nomi dei fratelli che ha fatto prima, sì, sono i nomi che conosce lei o i nomi che le ha fatto Noemi? È la stessa domanda che avevo fatto io, mi aveva risposto. Allora, questo io la voglio rifare io. Ah, quindi lei le può rifare, va bene. Sì, perché io sono in esame, quindi posso fare il riesame. Lei invece no, lo doveva mettere negli statesti. Funziona così. Prego. Beh, perché vi dovete discutere? L'azione non era dovuta a questo. Su, cerchiamo di... non deve prendersela. Anche perché i testimoni poi percepiscono una tensione che io preferirei che invece non ci fosse, perché il testimone deve essere messo nella condizione di essere il più sereno possibile. La tensione in aula crea ansia anche al testimone. Prego. Allora, io non ho mai conosciuto i fratelli, quindi non so se lei mi diceva fratelli, mi diceva le sorelle, i fratelli, non li conosco, solo uno di faccia così. Ma... Ok, ma la domanda è, sì, la faccio no, le diceva fratelli o le diceva Tizio, Caio e Semproni? No, diceva fratelli. Ok. No. Senta, le volevo chiedere, ma lei prima ha detto Noemi era, rispondendo all'avvocato Naso credo, Noemi era nella mia stessa situazione. Sì.
Può diciamo, esplicitare questo concetto? Non penso che io, dal mio punto di vista, da come ho vissuto la situazione, non penso che ci fosse una connivenza fra i Casamonica e Noemi per il mio prestito. Lei prima ha detto, Noemi quando mi ha chiamato mi ha detto, sostanzialmente mi tengono qua. Mi tengono qua finché non pago. Le sembrava spaventata? Sì, assolutamente. Ma Noemi, che dei risulti si informava su Wikipedia o conosceva i Casamonica da tempo? No, li conosceva da tempo i Casamonica. Ecco, che tipo di rapporto aveva? Da quanto tempo li conosceva? Io so, detto da lei, che ha avuto anche una relazione con un Casamonica, con uno, come si dice? Un Sinti, uno di loro, che ha avuto una relazione quando era giovane, quindi li conosce, e poi li conosce a tempo perché la sua amica Deborah è migliore amica, cioè la sua migliore amica è la moglie di Massimiliano. E da quanto tempo conosceva Deborah? D'infanzia, così mi è stato detto. Senta, una cosa non ho capito. Lei quando ha detto io chiedevo soldi un po' a tutti, sì. Poi a un certo punto, se ho capito bene, l'aveva detto in esame, poi in controesame l'ha ritirato, poi su domanda del Presidente l'ha ridetto. Sua madre le ha dato dei soldi anche, sì o no? Sì. Chi è in quella situazione chiede soldi un po' a tutti. Senta, lei ha detto, prima rispondendo su domanda dell'Avvocato Naso, conosco i Casamonica da sempre, io l'ho scritta così, spero di non aver sbagliato, conosco i Casamonica da sempre e non sono uno sprovveduto. Non sono? Non sono uno sprovveduto. Certo. No. Può spiegare meglio che cosa intende dicendo non sono uno sprovveduto? Sono una persona che si informa, che legge, non sono sprovveduto, sono di Roma, ho fatto le superiori a Roma, all'università a Roma, non è che sono di Udine. Però può spiegare meglio, perché se uno legge il verbale sembra che lei sia uno studioso, un ideologo, invece quelle informazioni che ha, da dove le trae dicendo non sono uno sprovveduto? Da dove le traggo? Dai mezzi di informazione, mass media. Ok, allora le faccio la domanda diversamente. Leggo. Lei ha detto che è di Anzio? Sì. E che è amico, insomma, da sempre di Perronace Davide? Sì. Perronace Nicola, il padre di Davide, l'ha mai sentito nominare? Sì. Ad Anzio è una persona conosciuta? Era una persona conosciuta. Le risulta che abbia, insomma, dei trascorsi anche criminali? Da quello che si legge sì, ma io non ho mai avuto un rapporto con il padre di Davide. Lei non sa che negli anni 2000 è stata eseguita ad Anzio un'operazione per associazione mafiosa in cui sono stati arrestati il padre di Perronace e numerosi esponenti della famiglia Gallace? Sì, lo so. Quindi lo sa? Certo. Quindi sa che il padre di Perronace è stato arrestato per mafia? Certo. Bene. Al di là di quello che legge, dico, l'ha saputo perché è pure amico suo? Certo. Ok. Quando ha avuto il problema con Casamonica, ha pensato di rivolgersi a Perronace? No. Presidente, in questi termini credo che la domanda non sia ammessa. Ma perché non deve essere ammesso, avvocato? Scusi, anch'io ho fatto domande su Peronace, è un tema che è stato introdotto anche da Fazzari. Lei ha fatto domande su Peronace, ma dire se ha pensato di rivolgersi a Peronace... È una domanda diretta, come la deve fare? Io non lo so, come la deve fare? Se dirà sì o dirà no, non è che introduce la risposta, la deve dire lui la risposta, non è contenuta nel... Come? Non ho capito. Non ho capito però la risposta del test, se c'è stato o non c'è stato. No, io non... Ma Perronace ha mai raccontato... Sì o no? Quindi la risposta è? Se io avessi chiesto rispetto aiuto alla domanda del pubblico ministero, ha mai pensato non ha finito la domanda del pubblico ministero? Se lei ministero. ha pensato di chiedere l'intervento di Peronace per la sua situazione? No, assolutamente no. Ma Perronace sapeva del suo problema con Casamonica? No. Non gliel'ha mai raccontato? No. E per quale motivo? Perché già io ho avuto anche una discussione, io non ho più un rapporto con Perronace Davide. Per divergenze di amicizia. Per? Divergenze di punti di vista fra noi. Quindi no. Senta, un'ultima domanda, perché veramente in esame mi aveva risposto, ma poi rispondendo al tribunale non è stato preciso. Il periodo nel quale vi danno questi la prima tranche, sì, e poi la seconda, più o meno riesce a collocarlo
perché ha detto ho pagato per 10 mesi, fermo restando che il rapporto si è estinto nel luglio 2013. Io quello me lo ricordo benissimo. Che dice, prima ha detto ho pagato per 10 mesi, poi ha detto anzi prima dell'estate, poi riesce a... Non riesco a collocarlo, perché quando è stato sentito in fase di indagine, lei ha dichiarato, se non sbaglio si trattava di un periodo antecedente all'estate del 2012, comunque era il periodo in cui aveva aperto l'ufficio a Roma. Sì, quello sì. Quindi antecedente all'estate del 2012. Va bene, grazie, non ho altre domande. Va bene. Grazie, si può Posso andare via? Presidente da Sassari. Allora. Presidente da sì, Sassari. Prego. C'è l'imputato Casamonica Massimiliano intende fare dichiarazioni spontanee. Va bene, prego. Buongiorno signor Presidente. Il Fabrizio è venuto anche alla nascita del mio figlio Casamonica Salvatore, è venuto nel 2011 nel periodo natalizio. E poi la sera che è dormito a casa mia, ha dormito esclusivamente perché lui era amante di Ranieri Noemi e quella sera è stato minacciato al telefono dal signor Fazzari e io per non mandarlo via da casa l'ho fatto dormire a casa mia. La ringrazio. Va bene.